Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i principali risultati sportivi. Partiamo con il campionato di Serie A di calcio. Sabato sera si è giocata al Dallara di Bologna, Bologna-Milan, una parità pazza terminata con il risultato di 4-2 in favore del Milan. La partita è stata pazza perché il Milan ha concluso il primo tempo sul risultato di 2-0 in 11 contro 10, infatti un giocatore del Bologna era già stato espulso. Ma il Bologna, al rientro nel secondo tempo, ha realizzato subito 2 gol in 5 minuti e quindi la partita si è ritrovata sul risultato di pareggio. Successivamente è stato espulso un altro giocatore del Bologna che così ha terminato la partita in 9 e il Milan è riuscito a trovare con una grande conclusione al volo di Bennacer prima il 3-2 e poi al 90° minuto il gol del definitivo 4-2 di Zlatan Ibrahimovic. Anche la domenica è stata ricca di sorprese. L'Atalanta ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, risultato beffa per la squadra di Bergamo in quanto il pareggio è arrivato al 93° su un calcio d'angolo. Successivamente c'è stata poi forse la più grande sorpresa di giornata, cioè la sconfitta della Lazio per 4-1 a Verona. Lazio che non è riuscita né a difendersi bene né a segnare molto. E soprattutto da rimarcare che i 4 gol del Verona sono stati segnati tutti dallo stesso giocatore, cioè il Ciolito Simeone. Poi alle 18 e alle 20:45 si sono giocati i 2 big match, nonché i derby più attesi della giornata di Serie A. Prima è stata la volta del derby del Sud, Roma contro Napoli, che è terminato per 0-0. Quindi è stata la prima giornata in cui il Napoli non ha vinto. Ma questo non gli ha permesso di perdere la testa della classifica, anche se ora è stato agganciato dal Milan. Invece, alle 20:45 a San Siro è andato in scena il derby d'Italia, Inter-Juventus, partita che è terminata sul risultato di 1-1, con l'Inter che è andata in vantaggio col gol di Edin Dzeko ed è stata raggiunta solo all'88° con il gol su rigore di Paulo Dybala. Rigore che, come sempre, ha portato delle discussioni, ma era oggettivamente giusto, seppur richiamato dal VAR, cioè un dispositivo che permette agli arbitri di ricevere l'aiuto della tecnologia. Passiamo ora ai motori. In questo fine settimana si è corso sia il motociclismo che il mondiale di Formula 1. Partiamo da quest'ultimo. Ad Austin, in Texas, Max Verstappen ha vinto su Hamilton, allungando quindi in testa alla classifica. Un ottimo quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Invece le moto hanno corso in Italia a Misano ed è stata l'ultima volta che Valentino Rossi ha corso davanti al suo pubblico. Sono stati davvero molti tifosi accorsi tutti con un cappellino giallo a colorare di giallo le intere tribune. Valentino Rossi che ha concluso la gara in 10ª posizione e che ha tributato un lungo applauso al suo pubblico. La gara però ha parlato di altro. Infatti si è concluso anche il motomondiale perché Fabio Quartararo ha ufficialmente vinto la classifica con 2 gare di anticipo. Ciò è dovuto alla caduta del suo rivale, cioè Pecco Bagnaia, anche se purtroppo era in testa alla classifica del Gran Premio ed è caduto a soli 5 giri dal termine. Gran Premio che si è aggiudicato quindi Marc Marquez con la sua seconda vittoria consecutiva. Concludiamo ora con il tennis e il ciclismo su pista. Partiamo sempre dal secondo. Si sono corsi i mondiali a Roubaix. L'Italia ha chiuso terza nel medagliere con 4 medaglie d'oro, frutto di 2 vittorie al femminile e 2 vittorie al maschile. Da considerare particolarmente importante la vittoria del quartetto maschile nell'inseguimento, che si conferma campione mondiale dopo aver già vinto l'oro anche alle Olimpiadi. Terminiamo ora appunto con il tennis, in quanto Jannik Sinner ha vinto l'ATP 250 di Anversa, una vittoria che lo riporta in corsa per la Race. La Race è una classifica dell'anno che permette ai primi 8 tennisti di andare a giocarsi le finali, che anche quest'anno si svolgeranno a Torino. Jannik attualmente è in 10ª posizione, ma dato il sicuro forfait di uno che lo precede, cioè Rafael Nadal, può lottare per il 9º e ultimo posto per accedere appunto alle finali.
Per questa settimana è tutto. Noi ci rivediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!